Bella a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video del spettacolo Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di due notizie. Allora, una di calciomercato, un'altra, diciamo, di una possibile vendita del club SSC Napoli. Partiamo appunto da questa, dalla possibile vendita del club SSC Napoli. Allora, da stamattina sto vedendo dei video su TikTok, Instagram e YouTube anche dei signori che dicevano, dei influencer che dicevano possibile vendita del Napoli, l'acquisto uno dei capi di aziende miliardarie arabe. Mi sono fatto un paio di ricerche e posso confermare questa tra virgolette news, però c'è da dire una cosa. Al momento Aurelio De Laurentiis, noi napolitani ci teniamo De Laurentiis perfettamente. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli. E questo proprietario di un'azienda in araba, questo signore arabo, che vuole acquistare il Napoli. In pratica dice, in un'intervista ha detto, io sono disposto a pagare qualunque cifra, vabbè, gli arabi tenono un sacco di soldi, quindi un centinaia di milioni, 100, 150 milioni, non so niente, però. Cioè, chi si tiene miliardi da sacco, quindi 150 milioni che sono morti, non è per lui non è una grande, così tanta, un'uscita così tanto, è un'uscita così grande. Però Aurelio De Laurentiis al momento non lo vuole ancora vendere il Napoli. Tiene una 75-76 anni. Da quello che mi risulta vuole aspettare gli 80, più o meno 80-81 anni. Quindi tra 4-5 anni vuole, diciamo, vendere la società sportiva Calcio Napoli. Secondo lui può fare ancora qualcosina e poi magari vendere la società. Ehm, Però al momento, come ho già detto prima, ci teniamo a Aurelio De Laurentiis. Poi la notizia di calciomercato che riguarda tra virgolette sempre il Napoli e il Villarreal. Il club spagnolo, Villarreal, l'SC Villarreal, è rimasto impressionato dalle prestazioni di Rafa Marin, del difensore centrale che è stato preso la scorsa estate dal Real Madrid, sì, dal Real Madrid con una percentuale di recompra, come il Real Madrid ha fatto per il Como, e praticamente il Villarreal è disposto, il Napoli ha dato in prestito in estate per una cifra di riscatto di circa 12-13 milioni di euro. Il Villarreal è disposto a pagare questa cifra, però se non mi sbaglio, non vorrei dire una volata, il Napoli doveva dare pure una piccola un 10-15% di questa percentuale a Real Madrid perché aveva tipo messo una percentuale sulla futura rivendita e diciamo che il Real Madrid ha anche diciamo tra virgolette un pieno controllo sul giocatore perché il Real Madrid diciamo appunto aveva messo questa clausola di recompra tipo a 5 milioni il primo anno e 6 il secondo, no 7 il secondo scusate, e quindi diciamo il Villarreal deve diciamo parlare prima con Real Madrid che penso sia d'accordo da quello che mi dicono. Sarebbe una grande entrata, questa, per un difensore che è stato pagato 5, 6, 7 milioni, se non mi sbaglio, massimo 10, vai a fare una plusvalenza, però diciamo, secondo me, lo possiamo pure arrivare attraverso bonus e roba varia, ai 15 milioni, possiamo pure arrivare. E,
però è una trattativa, diciamo, per gennaio, no, scusate, per giugno, non per gennaio, come alcuni dicono, è una trattativa che si può fare solo a giugno. Non mi risultano che a gennaio Rafa Marin potrebbe, diciamo, trasferirsi a titolo definitivo in Spagna, al Villarreal. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!